When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing and all the glitz and the glam and the fashion. Buongiorno, oggi in casa, buoni ricordi per te a questa gara? Sì, sono sempre venuto a vederla da piccolo praticamente, da quando avevo 12 anni. L'ho anche corsa, sono riuscito a ottenere nell'ultimo anno dilettante un secondo posto e è sempre stata una corsa che mi è piaciuta perché da poco respiro, quindi vediamo oggi come andrà. La tua stagione è già cominciata, già piuttosto positiva, parlaci un po' anche dei prossimi appuntamenti. Sì, è cominciata prima ad Onoratico, poi in Francia, abbiamo fatto un ottimo risultato sul Monfaron al Giro del Mediterraneo. Ora il prossimo appuntamento sarà a Lugano e poi Camaiore e via via con Tirreno Adriatico, Milano Sanremo e Coppi Bartali fino ad arrivare al Giro d'Italia, però comunque ancora è lunga, c'è ancora tante corse da fare. Emanuele Capati, la rivincita oggi rispetto a ieri, sicuramente sei uno di quelli da tenere d'occhio. Sì, infatti ieri ci puntavo a far bene, abbiamo iniziato un po' prima rispetto agli altri con la pista proprio per cercare di prendere un po' di ritmo. Ieri mi ha detto male sull'ultima salita, ho visto che nel gruppetto dietro saremmo arrivati in volata, aspettavo la volata e invece proprio sull'ultima strappata sono andato a finire fuori strada, quindi ho perso poi le posizioni dei primi. Oggi quindi sì, puntiamo a fare la rivincita oggi. Emanuele Capati quest'anno è tornato a casa per quanto riguarda la squadra, però in un certo senso l'esordio sempre in Toscana, un po' a casa ti senti lo stesso. Sì, alla fine è cambiato poco, diciamo, le corse le facciamo tutte qua, quindi diciamo, le corse sono sempre in casa. Però sì, rispetto alla maglia che porto, questa è della mia famiglia, sono tornato, l'ultimo anno mi è rimasto di correre, sono tornato in casa e spero di far bene quest'anno. Chi terrà d'occhio oggi Emanuele Capati? Ce ne sono molti da tenere d'occhio. Ho visto Pedala Bene Bani ieri, ho visto, ma anche quelli della Coppa che sono da tenere d'occhio. Ci sono diversi corridori comunque. È un percorso strano questo, molto nervoso, quindi dobbiamo vedere come si mette la corsa. Thomas Fiumana, anche lui l'esordio in terra toscana dopo l'esordio vero e proprio ieri. Ieri una caduta, 5 km dalla conclusione, oggi come stai? Ma bene, fortunatamente non ho preso grandi botte, però dai, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, però si sta, fa parte dei giochi e bisogna continuare a lavorare per stare sempre meglio. Sicuramente il percorso lo conosci, percorso nervoso, un piccolo vantaggio per te. Sì, è un percorso molto, è un circuito, però rimane sempre molto complicato, quindi è difficile da interpretare, vediamo, speriamo di far bene, dai. David Tintori, oggi circuito della Torre, sicuramente una gara nervosa, come stai? Sì dai, anche se ieri ho faticato un po', però penso di stare bene oggi. Vedremo un po', c'è una buona qualità e niente, vedremo un po' in corsa come si svolge la situazione. Già nella gara di ieri abbiamo visto la sinergia di squadra, l'accordo c'è, buon auspicio anche per oggi? Sì, ieri abbiamo fatto un buon lavoro, purtroppo abbiamo un po' dormito per quella fuga, se no magari si poteva fare anche meglio. Michele Senni, terra toscana per la prima volta in questo 2014, come stai? Quest'anno bene, sono già abbastanza avanti con la preparazione. In Romagna quest'anno abbiamo trovato l'isola felice perché abbiamo sempre avuto bel tempo, quindi ci siamo allenati bene, poi abbiamo fatto un po' di ritiro con la squadra, sempre bel tempo e la stagione parte bene, dai. Da parte di alcuni ragazzi del gruppo la colpa che è una di quelle squadre da tenere d'occhio per oggi, hanno ragione? Oggi sicuramente, però abbiamo la penalità di essere in 5 rispetto ad altre squadre che sono in 8, però dai, il percorso un po' ci aiuta perché siamo una squadra di corridori che vanno bene sui percorsi abbastanza duri
abbiamo corridori di resistenza, quindi dai, vediamo un po' pedalando. A parte i successi su pista, c'è un po' da riscattare in parte questo inizio di stagione, l'esordio non è stato proprio ottimo. Infatti è in corso ieri i miei compagni, dai, hanno avuto un po' di sfortuna più che altro, perché dai, sono venute 2 corse un po' svolte in modo strano rispetto alla consuetudine, però dai, ci siamo lì. Mirko Olivieri, oggi la rivincita della Firenze-Empoli. Sì dai, per noi della Maltinti ieri è stata una giornata un po' no, speriamo oggi di rifarci sul circuito della Torre, ci proviamo fino alla fine e vediamo come va a finire. Gli osservati speciali chi sono? Ma sicuramente tanti corridori vanno già bene, Pinaglia ieri ha dato una bella dimostrazione e sicuramente lui sarà un po' l'uomo da battere insieme anche a Fiumana, che sono quelli un po' più veloci. Vabbè, correremo su di loro. Stefano Verona parte con il dorsale numero 1, sai come si vince alla Torre? Sì, vabbè, la Torre l'anno scorso andò un po' per il meteo, un po' per tutto, andò un po' in una maniera particolare. Comunque oggi cercheremo di fare il massimo come squadra e cercare di portare a casa un bel risultato collettivo. Anche voi della Mastro Marco avete un po' il dente avvelenato per come è andata a finire la Firenze-Empoli ieri. Sì, la Firenze-Empoli è andata un po' così, è andata un po' male, però nel senso noi non è che avevamo proprio una persona da poter contare al 100% in caso di arrivo in volata, da poter insomma mettersi a prendere la responsabilità di chiudere. Quindi... Stefano Giachetti per la Pistoiese, oggi circuito nervoso della Torre, quale sarà la vostra strategia? Ma è un circuito che può sempre tradire perché è un circuito storcignoso e quindi non si sa come potrà andare la corsa. Noi saremo protagonisti dal primo all'ultimo chilometro e cercheremo di far bene. Chi temete particolarmente e chi terrete d'occhio? Ma paura di nessuno e come ci ha sempre detto il nostro direttore sportivo non abbiamo niente da perdere, quindi coltello tra i denti e menare. Classificato nei primi 10 alla Firenze-Empoli nella gara d'esordio, oggi circuito della Torre per Marco Ceglia, come stai? Ma la condizione non è proprio al top, però cerchiamo di far bene, anche come ieri è stato un ottimo piazzamento, però la stagione è lunga ancora davanti. Nome secco, un pronostico, chi vince oggi? Non mi sono mai espresso nei pronostici, io proprio sono al di fuori dei pronostici, niente da dire. Un nome secco, chi vince oggi? Verona. Domizio Spadi, un nome secco, chi vince oggi? No, io nomi secchi non ne fo perché ritengo giusto che questa gara venga vinta da un vero atleta, un vero ciclista. Radio Corsa oggi al Gran Premio La Torre, Sandro Manzi, Adriano Dini, un pronostico secco, un nome, chi vince oggi? Adriano. Orsini. Sandro? Ma io più che un pronostico direi la squadra perché non è facile. Mastro Marco, rivincita di ieri. Un ex corridore, Moreno Iacomelli, chi vince oggi? Fiumana. 52esimo Gran Premio La Torre, Memorial Simonetto Campigli, di nuovo in scena dopo la Firenze-Empoli di ieri. Gli Elite d'Under 23 alla Torre di Fucecchio, 117 gli atleti che hanno preso il via con le maggiori società toscane e anche alcune extraregionali rappresentate, 25 i giri da percorrere intorno all'anello ormai classico della Torre. Monsiere della manifestazione, il professionista atleta di casa della Bardiani, Manuel Bongiorno. Nome secco, chi vince oggi? Thomas Fiumana. But I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Un pronostico per oggi, il vincitore? Era un mio pupillo, Pinaglia. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
pronostico nome secco, chi vince oggi? Verona. Nome secco da parte di Samuele Pierattini, chi vince oggi? Raffaele. Dopo 2 giri, il primo attacco di giornata, protagonisti 7 atleti, ovvero Moggio della Mastro Marco, Lenci della Futura Team, Fiorelli della Sant'Ambrogio, Casali della Pistoiese, Ciccone della Colpac, Bellini della Biganter e Ciucci della Maltinti. E subito hanno raggiunto un discreto vantaggio che poi si è assestato sui 30 secondi. Al loro inseguimento poi si sono portati un drappello di 12 unità composto da Rechita della Altopac, Capati della Time Bike, Tintori e Alban della Gragnano, Puccioni della Biganter, Mantelli e Cingi della Malmantile, Luisi e Capocchi della Pistoiese, Orrico della Colpac, Natali della Mastro Marco, Campigli della Maltinti. Nonostante non fosse tanto l'accordo tra i 12 inseguitori, questa azione comunque è durata per qualche chilometro. Il gruppo era poi segnalato a 1 minuto e 25 di ritardo. Simone Antonini, un pronostico, un nome secco, chi vince oggi? Occhio a Mirko Olivieri. Un pronostico, un nome secco, chi vince oggi? Fiumana. Un altro addetto ai lavori, pronostico, nome secco, chi vince oggi? Ma questa qui è una corsa un po' impegnativa, è impossibile saperlo. L'azione dei 7 al comando è continuata per gran parte della gara. Ricordiamo, la testa era composta da Moggio della Mastro Marco, Lenci della Futura Team, Fiorelli della Sant'Ambrogio, Casali della Pistoiese, Ciccone della Colpac, Bellini della Biganter e Ciucci della Maltinti. Nel frattempo il gruppo riusciva a recuperare i immediati inseguitori, tranne che Rechita della Altopac e Alban della Gragnano. Altro ex corridore, Alfredo Talini, nome secco, chi vince oggi? Fiumana. Pronostico, nome secco, chi vince oggi? Capati. Luciano Nista, un pronostico, chi vince questo Gran Premio alla Torre? È difficile di chi vince. Vedendo la corsa di ieri potrei dire che non vince nessuno, perché correndo mi hanno corso ieri, cosa può sperare? Che vinca qualcuno. Io non lo so proprio. Squadre c'hanno tutti i campioni, c'hanno tutte le cose, ma c'è tanti discorsi e poi fatti. Dopo un lungo inseguimento durato qualche giro, Rechita della Altopac e Alban riuscivano a riportarsi sulla testa della corsa che così si portava a 9 atleti, composta da Moggio, Lenci, Fiorelli, Casali, Ciccone, Bellini, Ciucci, Rechita e Alban, mentre alle spalle dei 9 ormai al comando si ricompattava la corsa e il gruppo lasciava loro spazio, arrivando al vantaggio dei 9 al comando fino a 1 minuto e 25 secondi. Finiva l'accordo tra i 9 atleti al comando. I primi a perdere contatto erano stati gli ultimi, che erano riusciti a riportarsi sulla testa della corsa, ovvero Rechita dell'Altopac e Alban della Gragnano. Rimanevano così in 4 al comando, ovvero Casali della Pistoiese, Ciccone della Colpac, Ciucci della Maltinti e Bellini della Biganter.
Ripresi anche gli ultimi 4 atleti superstiti della prima fuga di giornata, il gruppo si ricompattava, ma 4 giri dalla fine scattavano Verona della Mastro Marco, Zanetti del team Versilia e hanno ancora una volta Casali della Pistoiese. Quando poi mancavano 2 giri alla conclusione, il gruppetto di testa si è rinfoltito fino a diventare 5 unità, visto che rientravano anche Brovelli della Big Hunter e Moggio della Mastro Marco. Cercando di sfruttare la superiorità numerica, gli atleti della Mastro Marco sono andati avanti di comune accordo, ma il gruppo non si è fatto ingannare, così come era successo nella giornata precedente della Firenze-Empoli, e quindi quando suonava la campana il gruppo tornava compatto. Cintura, rodilla al piso, vai, pasa el ritmo. Esto está como pa rumbear, pa pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Quando ormai ci si aspettava l'esito a ranghi compatti, ci pensava Mirko Trosino a scattare quando mancavano 500 metri dalla conclusione, e il vantaggio gli è rimasto poi necessario per tagliare il traguardo a braccia alzate, mentre Angelo Raffaele, l'atleta della Big Hunter, vinceva la volata del gruppo aggiudicandosi il secondo posto. In terza posizione Michele Viola della Altepa. No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime mano arriba, no la dejes caer, seguimos hasta el amanecer. Linda llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando lindo, neverita puesta en la esquina, DJ pa' la bocina, así todos llegarán por el ritmo. Mirko Trosino, colpo da finisser. Sì, era tanto che non ci credevo. Quest'inverno ho lavorato con Gabriele, tutta la squadra, quest'anno abbiamo lavorato veramente forte. E che dire, ieri è andata male, è stata una corsa un po' andata come avete visto in televisione, quindi niente, oggi ci volevamo rifare perché tutti dicevano la Mastro Marco, ieri aspettavano la Mastro Marco e oggi abbiamo lavorato veramente bene e sono riuscito a finalizzare alla grande. Angelo Raffaele, secondo classificato, hai vinto praticamente la volata del gruppo. Sì, l'ultimo chilometro la Mastro Marco si sapeva faceva un gioco del genere. Sono rimasto con dietro Bernardinetti e un'altra da Marmantina, hanno fatto un buco. Sicché a quel punto lì ho cercato di chiudere, ho visto dietro che veniva un colpack. Sono rimasto lì indeciso, ho sbagliato perché poi alla fine mi sono deciso a chiudere, venivo su al doppio di Trosino e la linea era lì, quindi va bene, sono contento, inizio di stagione buono. Ringrazio la squadra, veramente sono dei compagni di squadra eccezionali, è veramente una famiglia questa e ringrazio gli sponsor, Filippo Fuochi, la famiglia Fuochi e andiamo avanti così. Michele Viola, terzo classificato, si sapeva che eri comunque una delle ruote più veloci e non ti sei smentito. Sì, non mi sono smentito, però sai, alla fine quando attaccano un pochino da lontano non sai cosa fare, devi tentennare un attimo, ho tentennato un po' troppo, però diciamo dai, è andata bene così. Non ve l'aspettavate un'azione in contropiede così di Trosino? A dire la verità me l'aspettavo, però sai, visto l'andamento della gara, alla fine è arrivato all'ultimo giro che era tutto un punto interrogativo, quindi le carte si erano rimescolate tutte. Seconda gara, un podio, l'esordio più che soddisfacente. Sì, magari mi aspettavo qualcosa di più già ieri alla Firenze-Empoli, però sai, capitano le giornate un po' storte, ieri era una di quelle, però cercheremo di rifarci. Pilar Franceschi, seconda gara nella categoria dilettanti, un podio, un terzo posto con Viola, bel risultato. Sì, sicuramente è stato un bel risultato, siamo partiti adesso, speriamo che sia un buon input per questa stagione e speriamo con vari successi. Ringraziamo sicuramente il nostro direttore sportivo Elzo Frediani e i nostri sponsor, in particolare Altopac, che ci sostiene sia nel mondo dilettantistico come anche nel nostro mondo giovanile. Non resta che ricordare l'ordine di arrivo del 52esimo Gran Premio La Torre. Ha vinto Mirko Trosino, che ha percorso i 97 km in 2 ore e 21 alla media di 41,489. Al secondo posto Angelo Raffaele della Big Hunter Seanese, terzo Michele Viola della Altopac,
quarto Michele Senni della Team Colpac, quinto Thomas Fiumana della Podenzano, sesto Eugenio Bani della ciclistica Malmantile, settimo Gianmarco Di Francesco della Monturano Civitanova Cascinare, ottavo Mirko Olivieri e nono Leonardo Cresca, entrambi della Maltinti Lampadari, decimo Thomas Pinaglia della Gragnano. I'm gonna put my head